L'8 maggio 1898 il Genoa Cricket and Football Club vinse il primo campionato italiano di calcio. Sull'onda dell'entusiasmo suscitato dall'evento nacquero due nuove squadre. Sappiamo con certezza che il 15 maggio 1898 nacque la sezione calcistica della Società per l'Educazione Fisica Mediolanum. Certamente la più antica squadra di calcio milanese, ma forse non la più antica della Lombardia. E già, perché nello stesso anno, tra le colline dell'Oltrepò pavese, fu fondata una società calcistica, il Casteggio Football Club. Quel che è certo è che il Casteggio è la più antica società calcistica della Lombardia, poiché la Mediolanum Calcio era sezione di una società polisportiva, peraltro iscritta alla Federazione Nazionale Ginnastica Italiana, la quale organizzò campionati di football dal 1896 al 1913, ma con regole diverse da quelle della Football Association inglese del 1863. Infatti, solo nel 1898 la Mediolanum si iscrisse alla Federazione Italiana Football, antenata dell'odierna FIGC, adeguandosi così al regolamento del football vero. Ma torniamo a Casteggio. Chi fu il promotore del calcio in una località tanto distante dalle grandi città? Fu il marchese Pierino Negrotto Cambiaso, nobile genovese e consigliere del Genoa, fresco vincitore del primo campionato. Egli donò i primi palloni e spiegò le regole del gioco ai giovani di Casteggio, che lo avrebbero poi eletto presidente del club. La figura del marchese merita di essere descritta. Egli fu politico, ma anche imprenditore agricolo nelle sue tenute dell'Oltrepò, in particolare a Codevilla. Partecipò a vari conflitti, dalla disfatta di Adua alla Grande Guerra, guadagnando sul campo diverse medaglie al valor militare. Ma fu anche un pioniere del tennis in Italia. Infatti, nello stesso anno 1893, in cui nasce la polisportiva Genoa Cricket and Athletic Club, che solo nel 1896 diverrà Genoa Cricket and Football Club, il marchese Pierino Negrotto Cambiaso fondò la società Lawn Tennis di Genova, di cui fu presidente, direttore e giocatore, col suo stile inimitabile. Aveva infatti il vezzo di scendere in campo con tanto di monocolo incastrato nell'occhio sinistro.